Vai, ultimi secondi, buttiamola dentro, buttiamola dentro, secondi. Ma vaffanculo, vai. A questo punto credo che sia finita, ragazzi. Sorrentino, protagonista nel... Fischia l'arbitro, Napoli che pareggia contro il fanalino di coda, contro la lanterna. Ragazzi, niente, purtroppo passo un po' la voce qua perché anzi sudamma proprio perché... E niente ragazzi, purtroppo è andata così. Napoli che pareggia 1-0, Chievo che si è chiuso come un granchio. Sicuramente c'è stata una prestazione comunque forte, ci abbiamo provato per tutta la partita, ma non si può continuare così senza un attaccante che la butti dentro con prepotenza e freddezza. No, ci manca proprio, ragazzi, ci manca, perché c'è stata più di un'occasione, no? Sia Mertens, sia Insigne, sia chi più, c'è stato pure Zelischi che io là cercano di controllare, cercano di fare il golazzo, cercano di... Tu la manai in prima, appena ti arrivi, sta palla in area di rigore, mangi un bito cazzo. Poi c'era forse un rigore per il Napoli nel primo tempo che si poteva anche dare, visto che ne danno tanti a quella Rubentus Merdum, ne danno tanti proprio regalati. È un rigore che si poteva anche dare, va bene. E niente, sotto la pioggia del San Paolo, Napoli che esce con un punto solo. A questo punto la Juve si allontana di 8 lunghezze. Dobbiamo... che dire, ragazzi, dobbiamo crederci fino alla fine. Che non si arrendono così i guerrieri, no? La prestazione dei giocatori è stata comunque buona. Isai anche ha fatto una buona prestazione, sostituito dopo da Mario Rui che ci piace crossare e piglierini in lata, cioè ci piace proprio gli appallonati difensori. Mario Rui, oh, facesse un cross che fa una finta, non lo so, no, pure se tiene a un muro annanzi, si tira. Se proprio fa la laterale, mi ricorda Maggio, Cristian Maggio faceva così. E questa è, ragazzi, no, la colpa è collettiva. Io do qualche colpa anche ad Ancelotti perché avrei inserito Fabian Ruiz subito al posto di Zelinski, ma lui ha preferito sostituire Isai e far giocare Mario Rui. Ha aiutato un po' nella spinta, ma come ho già detto i cross proprio quando ci escono malamente. Quindi... qualche occasione sprecata di troppo, un palo d'insigne che se entrava, porca puttana la miseria, se entrava quel gol era un golazzo di mondiale proprio, ma è un errore perché è un tiro che va sul palo, è un tiro impreciso, non è che ha parato il portiere e l'ha deviato un colpo palla. Sono imprecisi negli ultimi passaggi, imprecisi nel concludere. Vabbè ragazzi, qua sono le 2 quasi del pomeriggio, fuso orario brasiliano. Ho scassato pure vetro qua. Scassato la capa e Sorrentino. Ma quando se ne va in pensione? Questa è la nostra bestia nera. Sorrentino è la nostra bestia nera, è incredibile. La nostra bestia nera. Ma quando se ne va in pensione? Ce la faccio più. E o Chievo quando se ne va in Serie B? Quando se ne va in Serie B? Che pure a bestia nera stanno. Isse o Sassuolo se ne va in Serie B. Ne voglio parecchio in Serie A. Sono squadre che non giocano, squadre provinciali, sicuro, e dombrano solo cazzo a noi. Ma quando giocano contro... mo per esempio Chievo contro chi deve giocare? Non lo so. Faccio un esempio, a giocare contro Bologna, perdi 5-0 con Bologna, va a perdere in casa. Queste contro noi si fanno a scienza. Comunque ragazzi, Chievo comunque si è difeso con i denti, le colpe sono tutte nostre. Ci poteva anche uscire un gol in contropiede, lo prendavamo proprio
posto dove il sole non batte, a meno che non vai sulla spiaggia senza le mutande. Sono un po' incazzato, sto nero, ragazzi, sto nero. Questo video lo chiudo già qua perché non vale la pena. Non vale la pena neanche commentare, parlare più niente, perché ormai è questo. Un abbraccio a tutti, ciao ciao, e sempre forza Napoli, sempre. Al di là del risultato. Ciao.